Presidente, che emozione è? 90 anni di storia del Caldiero e adesso professionismo. È una gioia incontenibile, nel senso che solo oggi riusciamo a credere di aver fatto questo miracolo sportivo, perché comunque partiamo sempre dal presupposto che abbiamo affrontato un campionato nuovo, un girone nuovo che non conoscevamo, molto bello. Non ne sono parole perché abbiamo vinto, ma comunque avevamo avversari molto tosti, soprattutto il Piacenza, e mi complimento con tutte le squadre nostre avversarie per l'agonismo e la serietà che sono state affrontate. Chiaro, un paese di 8.000 anime che sfonda il professionismo, credo che lo possiamo chiamare solamente un miracolo sportivo. È un anno d'oro per il Caldiero, perché oltre alla Serie C c'è stata la vittoria con gli Juniores. Che giudizio dai a questa stagione? Che valutazione dai? Ma ritengo che non sono cose che escono per caso. Sono 20 anni che gestiamo questa società, sono passate tante persone, qualcuno è andato, qualcuno è tornato, ma soprattutto alla base c'è sempre stata la serietà di condurre un calcio pulito, un calcio che cresca di anno in anno. Siamo riusciti quest'anno a fare categorie nuove, categorie importanti, credo che sia un orgoglio per il Caldiero. Oggi abbiamo vinto con la prima squadra, ma non dimentichiamo le juniores, gli allievi, i giovanissimi, con tutti abbiamo fatto bene. Questo credo che sia un merito di tutti gli interpreti che fanno Caldiero e li voglio ringraziare, perché comunque in 20 anni che mi seguono posso solo dire un grazie e un abbraccio a tutte le persone che mi hanno dato fiducia. E una dedica invece a chi la facciamo? Dediche dovremmo farne tante, chiaro che la prima è la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e spronato anche nei momenti più difficili, perché comunque in questo momento bisogna ricordare anche quelli meno belli. Chiaro che la dedica, fra qualche giorno c'è l'anniversario di morte di mio papà e voglio dedicarla a lui. Grazie.